Un viaggio in rimorchiatore destinazione marittima passando da Malamocco e dal canale Vittorio Emanuele. Luigi Brugnaro ha voluto dimostrare con un'azione eclatante che l'alternativa per l'arrivo delle grandi navi esiste già. No, i rimorchiatori è solo per dimostrare che il canale è già a fondo. Io volevo dimostrare che il canale Vittorio Veneto è già a fondo 6 metri. È già fattibile questa cosa, per cui si può tranquillamente passare, questo è il punto. Brugnaro lancia la sfida a Costa. Per il presidente del porto questa soluzione infatti è impraticabile. Facciano le via, nessuno ha mai fatto la via sul canale Vittorio Emanuele. Come mai trovano i soldi sempre per fare tutti i soloni? Nessuno dice qua, nessuno dice là. Sono babaroni, si dice. Sono babaroni. Avevamo Zamparini, l'abbiamo mandato via. Avevamo Pier Cardin, l'abbiamo mandato via. C'era un investimento che adesso che avevo provato a fare, niente, anche quello andavo via. Hanno lasciato il buco al lido. Bisogna mandarli via. Bisogna che tornino a lavorare. Brugnaro lancia poi una frecciata ai no grandi navi che in centro storico hanno marciato per ribadire il loro secco no al passaggio in laguna delle crociere. La solita roba, una schifezza, cioè è il solito discorso. Loro sono no a tutto, tanto vivono tranquillamente chiusi alla Giudecca, sui centri sociali. La realtà è che sono no a tutto, no al Mose, no alla Marittima, no alle bonifiche, no anche all'Expo, no a tutto. Noi non dobbiamo, ma dicono anche no al lavoro come pensano realmente, lo dicano che andiamo via. Vanno via loro stavolta.